Il derby della stagione è ancora più importante se ad affrontarsi sono prima e seconda, 5 punti di distacco. Una vittoria può significare fuga oppure giochi riaperti. Amici di Localcio Plus, un saluto da Salvo Giraci, benvenuti al comunale di Bagheria in diretta a Bagheria Aspra, 10ª giornata di prima categoria siciliana girone B. Due barriera, parte la battuta in mezzo sul primo palo di azione, il vantaggio del Bagheria sul primo palo, il colpo vincente per l'1-0 della squadra di Delisi. Dedica speciale per Santolima che esulta come un pazzo praticamente. Barbera stacca di testa e una sponda per Vitrano, pallone dentro che attraversa tutta l'area di rigore, poi il colpo di Paolo D'Amico, avanza in Mesi lungo la fascia, vede il movimento di Francesco Tomasello, c'è lo spazio per servire in Mesi, pallone dentro, l'intervento in area di rigore da parte di Barbera che da due passi non pareggia. Palazzo cerca il colpo in profondità, pallone di Amato, il sinistro di Amato, il pareggio dell'Aspra con Francesco Amato, trova il colpo 1-1, abbracciato da tutta la squadra Francesco Amato. Fatta pressione di Paolo D'Amico su Giglio, lui va da a comando lungo la fascia, trova l'intervento Giovanni D'Amico, cross verso il secondo palo a cercare Ferrara, il colpo al volo va fuori. In area di rigore, pallone dentro, esce Friccano, colpo di testa però alto di Antonio Vitrano. Vitrano controlla contro la pressione di Maniscalco, Vitrano calcia però alto. Salta girone, l'anticipo subito dell'Aspra. Allora Giovanni D'Amico sono in tre ad avanzare, c'è Vitrano più largo, il passaggio dentro, Barbera può controllare destro di Barbera, il gol dell'Aspra, rivolta completata col giovane in rampa di lancio Mattia Barbera, 2-1. Si fischia, si va con l'avanzata di Mesi che calcia da fuori. Mesi non esce di tantissimo. Paolo D'Amico che vuole trovare Vitrano abbastanza lontano, poi il tocco di Francesco Tomasello, porta palla avanti Vitrano, calcia da fuori Vitrano, anche questa è andata vicina alla traversa di Friccano. Francesco Tomasello si gira molto bene e serve in fascia a Vitrano. Vitrano si accentra, Vitrano, il servizio per Barbera dal limite, si allunga un po' di troppo il pallone, poi Macaluso ha tentato di spazzare via ancora Giovanni D'Amico in due tempi. Friccano, Mazzola protegge su Giovanni D'Amico, ancora Mazzola, rientra verso il destro, viene chiesto il tiro, Mazzola stortissimo sul fondo, Aspra che attacca il servizio dentro, Vitrano può controllare, Vitrano sul sinistro, calcia, risposta di Maniscalco, poi la riproposta in mezzo sul secondo e il gol di Giovanni D'Amico che fa 3-1 per l'Aspra. Sembrava essere finita l'azione, invece Giovanni D'Amico mette a segno il gol del 3-1. Palazzo potrebbe anche calciare da fuori, trova lo spazio per servire Barbera, Barbera troppo però fuori, parte la battuta forse molto forte, addirittura sta finendo in porta. Pallone di nuovo verso Cina, c'è un inserimento, invece si va dall'Andolina che calcia dalla distanza, non trova però la porta, pallone smistato dall'Andolina, altro lancio in avanti, Mazzola, destro di Mazzola con Cascione che respinge, occasione Bagheria, stavolta si in porta e c'è il triplice fischio dell'arbitro contraffatto di Catania. L'Aspra vince il derby di Bagheria, come Verstappen ha vinto la Formula 1, come Catania che ha vinto il derby di Sicilia.